non mi resta che in questo momento lasciare la parola al protagonista vero delle nostre iniziative, al dottor Angelo Tallo. Io ringrazio tutti voi per essere presenti, ringrazio gli amici del promotori di Rivista Civica perché mi hanno dato l'occasione di ritornare a rivivere la mia città. Cioè in questi anni, devo dire, vivevo a Portogallo come una delle tante realtà del territorio regionale con le quali mi rapportavo, spesso con difficoltà, ma comunque con le quali mi sono rapportato. Però la sentivo un po' la terra, diciamo, del riposo più che la terra della vita, cioè ormai a Portogallo ero presente soltanto per venire a riposarmi alla sera. Però la passione, l'amore per la propria terra credo che ognuno la senta, e quindi l'aver avuto occasione, lo stimolo a riprendere i contatti, i legami, a ritornare a vedere i problemi della città di Portogallo come problemi miei, come parte viva della mia esperienza. Quindi tornando un po' anche quando mi guardo allo specchio mi vedo che ho la mia età, però quando penso mi ripenso molto più giovane, molto più quando mi interessavo, diciamo, dei problemi della città. Avevo anche, non dico braghette corte, ma comunque ho cominciato da molto giovane. Ecco, il ritornare quindi un po' mi ha ringiovanito, e mi ha permesso anche di capire come certi giudizi sul rapporto tra la politica e il cittadino spesso siano giudizi un po' stereotipati. Ormai il cittadino è lontano dalla politica, non gli interessano i problemi, c'è la cultura della delega, ormai questa impostazione politica che non permette più il dialogo ha allontanato il cittadino dalla partecipazione all'esame dei problemi. Io devo dire invece che in questi mesi che abbiamo utilizzato con l'aiuto un po' di molti che sono anche tra voi, per incontrare persone, per incontrare associazioni, per incontrare anche gruppi singoli, mi ha permesso di scoprire invece che c'è una grande volontà di partecipazione, cioè c'è una grande volontà di essere nei problemi, ma non essere per sentire i problemi degli altri, ma per essere parte attiva nel discutere, nell'approfondire, nel capire. Cioè io ho capito che forse sarà un'impressione, ma uno dei motivi che rischia di allontanare i cittadini e soprattutto i giovani dalla politica è quello di preparare la cosiddetta pappa pronta, cioè tu devi darmi, partecipi, ti chiedo di partecipare nel dare un giudizio su quello che io ti ho già preparato. Ecco, questa non è la vera partecipazione. La vera partecipazione è nel momento in cui si pensano assieme i problemi, si analizzano assieme i problemi, si discutono assieme e si vedono quelli che possono essere gli aspetti positivi, gli aspetti negativi. E mi sono fatto alcune idee un po' su quello che dovrebbero essere non tanto i problemi, ma i principi del programma, come d'altro lato i principi della lista. Ringrazio veramente Adriano Rodrigo perché diciamo, l'aver manifestato l'adesione all'UDC con tutti i problemi che sappiamo hanno avuto è un segno di fiducia, ma un segno anche di consapevolezza che la squadra è veramente una squadra che sta crescendo. Quindi lo ringrazio perché mi stimola a continuare il lavoro. Nella definizione della lista, forse qualcuno pensava oggi che presentassimo le 20 persone, in realtà alcuni sono candidati, li abbiamo già identificati, ma è un lavoro progressivo, un lavoro che è nato dalla ricerca di persone che non dovevano riempire dei numeri, delle caselle. Non c'è la casella rosa, la casella frazioni, la casella, ma il primo elemento era quello di persone che si sentissero di essere protagoniste, cioè che sapessero dialogare. Proprio per il principio di prima, che potessero diventare veramente protagonisti a seconda del luogo, della funzione che hanno, di quegli interessi collettivi che ogni realtà porta con sé. Perché uno dei grandi problemi delle attuali amministrazioni, almeno che io ho avuto l'impressione ci sia in questa amministrazione, è il tema della trasparenza. Trasparenza vuol dire
saper mettere a fianco gli interessi privati e gli interessi collettivi, gli interessi pubblici, senza dover nascondere niente. Perché quando nascondiamo qualcosa vuol dire che uno dei due interessi prevale, e purtroppo il rischio è che prevalga sempre l'interesse che non è quello collettivo. E quindi le scelte spesso non sono scelte motivate dal raggiungimento di obiettivi di interesse collettivo, quindi che vanno nell'interesse della molteplicità della comunità, ma possono essere interessi che valgono nell'interesse di, diciamo, particolari. Nessuno pretende che il privato sia missionario. Il privato deve essere, ed è giusto, sarebbe sbagliato se non lo facesse, il privato deve pensare agli interessi della propria azienda, e qui perché gli interessi della propria azienda sono in qualche modo anche interessi collettivi, però non devono prevalere sugli interessi della collettività, e quindi è giusto che ci sia un equilibrio, e l'equilibrio si ottiene solo se le cose le facciamo con trasparenza. Ora, non credo che situazioni come quelle dell'avvocato Carlin, per essere brutale, o dell'ingegnere e dell'architetto Pigozzo possano dare il segno di grande trasparenza, e credo che il Comune di Portogruaro abbia bisogno proprio di questo, cioè abbia bisogno di mettere in piazza senza paura i pregi e i difetti della propria collettività, ha bisogno di non nascondere le difficoltà, di non lavorare per nascondere ma per mostrare. I problemi sono tanti, la città sta scoppiando, il centro storico scoppia, però abbiamo delle realtà attorno, il Pio X, il consorzio agrario, nell'incrocio, la Perfossati un caso poi a sé, ma anche nell'incrocio di San Giovanni l'area ex Fiat, l'area Scardellato. Cioè ci sono delle situazioni che non possono essere gestite dietro o nelle stanze chiuse, possono essere trattate nelle stanze chiuse, ma devono essere gestite con la chiara, con la voluta trasparenza e non nascondendo quello che sono gli strumenti per trovare soluzioni. Sono luoghi strategici se vogliamo che il centro storico di Portogruaro ritorni il salotto della città. Questo era un esempio, quindi oggi non siamo in grado di darvi il programma perché in questi mesi abbiamo usato il criterio dell'ascolto. Vi ho detto prima, io ero un po' lontano, quindi non potevo conoscere se non attraverso le informazioni dei giornali, attraverso, diciamo, come un cittadino esterno, conoscere i problemi della città. In questi mesi qualcosa sono riuscito a capire, la collaborazione di molti di voi mi ha permesso di cominciare a vedere degli scenari possibili di sviluppo, per i problemi di risposta, i problemi dello sviluppo economico, dell'occupazione, dell'equilibrio nella gestione del territorio, del rapporto tra frazioni e centro storico, delle esigenze della sicurezza, non solo diciamo quella che si garantisce con le videocamere, ma anche quella che ha il cittadino quando si muove. Leggevo proprio oggi sul Gazzettino l'informazione diciamo, quel canaletto, diciamo, che è vicino all'area della via Camuncina, dove non c'è neanche il parapetto, per cui proprio il marciapiede finisce sull'acqua. Ecco, questo non l'avevo notato. Ecco, queste sono banalità, però anche queste sono sicurezza, perché il cittadino deve sentire, la famiglia deve sentire che quando il proprio figlio a piedi o in bicicletta si muove non deve avere la preoccupazione di doverlo seguire personalmente o di non permettergli di muoversi liberamente. Cioè la libertà è un elemento fondamentale.